compiti li ho fatti. I compiti li ho fatti. Lì ho fatto. Lì. Oh, io c'ero... Partenza regolare, senior master uomini, senior master donne. Massa di atleti che si sono ma digli di buttare via il volantino perché era impossibile fare con le misure, dovevamo fare un cantagiri. Quindi quei fogli che ci sono lì dappertutto, dove ci sono scritti orari, junior avremo 1700, sono quelli giusti, ok? meglio più piccoli, li fa 1700. L'unico errore è quello lì delle juniore femminili e basta. Esatto, l'unico errore è quello, e dico anche a Lugo dopo. No, hanno sbagliato allora. Esatto. Guarda, io ho lasciato lì in partenza un po' di buste con dentro l'orario, eccetera, dalle fuori che lo sappiamo tutti. Però cancella di questi giri piccoli delle femminili e metti i giri grandi perché sennò fa un casino. Bravo. Piccolo errore Stampa. abbiamo messo un giro piccolo, no, un giro medio più 2 giri piccoli, quindi 1700 metri alle juniore femminili. Vabbè, capisco perché sotto per il giro grande. Oh. Donne transitate lancia tutti, Catuccia, Notta, Bielli della Torre e Faminacata della Trilla con questi primi passaggi a livello femminile. Abbiamo detto anche in gruppetto dei maschi capitanato da Mirko Matucci, per gli uomini sono 4 giri, ancora è lunga ovviamente la gara, un percorso probabilmente sicuramente grande dal punto di vista tecnico. Dai, Ale Davis! Bravo, dai! Ale Alfredo, grande, dai! Ale! Dai Izio, dai! Dai Maurizio, grande! Ale! Dai Omar, bravo, dai! Ale! Ormai sono occupato l'intero percorso.
prima delle donne. Ed eccola qua, Carla Damin Trilacum, la seconda tra le donne. Cerca solo frequenza, non di forza, via, abilissima. Vediamo la gara degli amatori, ovviamente per le donne, ultimo passaggio, poi sarà arrivo e lo daremo con doviziosi particolari. Per gli uomini invece, ovviamente metà gara questo passaggio, ci sono ancora 2 giri da 1500 metri. In testa dal primo metro, vediamo se in caso sarà riuscita a rientrare Carla Damin nel finale, ma lei, applausi, Katusha, Nozza, Bielli, all'arrivo, prima di giornata, poi ci saranno le varie categorie, complimenti! Adesso deve toccare la Damin per la seconda posizione, la tenace atleta della Trilacum, dovrebbe essere adesso, andiamo a applaudire la seconda tra le donne, Carla Damin, Trilacum, eccola qua! E adesso vedremo poi le altre atlete all'arrivo, e non è facile individuarle tra tutte gli atleti. Arrivo! Ed è questa Trentigrana rappresentato da Alessandra Rosato, complimenti! Eccola qua, Manuela Tognatti, Cerni, sta all'arrivo anche lei! Eccola qua Manuela Tognatti, numero 82, siamo qua in grado di applaudire però altre 2 atlete all'arrivo, numero 85 Monica Sartori, atletica Val di Cembra, e poi in scia per il quercia Trentigrana Bianca Rosa Benoni. E adesso aspetteremo il verdetto dei... E ancora applausi Milana Simoni delle giudicare esteriori all'arrivo, eccola qua. Poi Matteo Alessandro Brattoli della Terno Pescara, classe di ferro 1973 come sottoscritto, quindi all'arrivo per la seconda piazza Bondo con Fabio Trentini, e all'arrivo ancora donne, e vediamo sempre ormai in attesa del terzo degli uomini che è Mirko Battusti, quercia Trentigrana. Arrivi col numero 161 all'arrivo Ino Salvadori, e poi Cadropi e Frandoi, Atletica Petro e abbraccia a fine gara, vogliono dire molto, e anche tutto lo spirito. Poi all'arrivo abbiamo visto Ceschini anticipare Alfredo Bonetta, Ceschini della Cernis e Bonetta dell'Atletica Virtus Cataneo. All'arrivo anche Maurizio Dalla Porta, Val di Cembra. Alfredo poi ancora col giovanile, il giovanile vuol dire cadette, ultima chiamata per le cadette all'arrivo, devono essere spuntate le atlete, al di là di essere in partenza, devono essere spuntate, se no non verranno classificate.